Allora, grazie Beatrice, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere tornare in questo museo e a parlare di Natura Vicentina, che è una rivista a cui sono molto affezionato. E iniziamo appunto con una scoperta molto interessante, fatta da me, da Ruggero Rossi, che non è potuto venire ma è di fatto l'artefice di questa scoperta, e di Silvano Biondi, del punto di riferimento dell'entomologia vicentina, che è punto di riferimento anche per me ovviamente come entomologo. Cos'è la rosalia alpina? Perché è così particolare? È un insetto, un coleottero, un ceramicide. È particolare perché è bellino intanto, poi lo vedremo anche meglio. È particolarmente protetto, è presente nella direttiva Habitat, è elencato tra le specie minacciate della lista dell'UCN, è presente nella Convenzione di Berna, insomma ha addosso i riflettori anche a livello politico, se vogliamo, di numerosi riflettori addosso, perché è un insetto molto raro, molto vulnerabile, sensibile ai cambiamenti e quindi è di particolare interesse, di interesse comunitario, possiamo dire. È un insetto che ama le faggete mature. Voi sapete, le faggete mature non se ne trovano più così tanti, perché bisogna lasciare maturare il faggio, poi deve cadere, deve marcire. A molti questo non va bene, lo tirano via, ma in realtà un faggio marcescente è un hotspot di biodiversità. E questi hotspot sono sempre meno, purtroppo, e sempre meno, disgraziatamente, anche la rosalia che tanto li ama. La distribuzione in realtà è abbastanza ampia, anche se localmente è molto rara. Questi sono dati storici della sua presenza nota fino al 2005 più o meno, ben distribuita nel nostro paese, però ripeto, localmente molto molto rara. Sono proprio dei piccoli spot di ritrovamento. Tanto che quando viene ritrovata, è successo qualche anno fa nel Bellunese, si merita anche le pagine dei giornali. Trovare una rosalia alpina è effettivamente un elemento eccezionale. È un insetto, magari più brutto di una coccinella, se vi piacciono le coccinelle o di una farfalla. A me piace tantissimo, molto di più di una coccinella, però è un insetto particolarissimo e quando si trova bisogna fare molta attenzione, perché è un ritrovamento interessante. Qual è la situazione nel Vicentino? È presente la rosalia alpina nel Vicentino? È una scoperta, è stata trovata oggi per la prima volta? In realtà no. Esiste una segnalazione storica di rosalia alpina nel Vicentino, un unico esemplare ritrovato verosimilmente nella metà dell'Ottocento e riportato dall'abate vicentino Francesco di Sconzi, padre dell'entomologia vicentina, che lo cita in entrambe le sue pubblicazioni, i suoi cataloghi entomologici. L'unico esemplare, come ricordava Beatrice, c'è, quindi non è che si è inventato, sappiamo che c'è perché abbiamo l'esemplare conservato al seminario vescovile di Vicenza. Vedete, ha tutti gli acciacchi dell'età, perché sono un esemplare di metà Ottocento, e vedete le note del cartellino di raccolta. Non è scritto esattamente dove è stato trovato, nel Vicentino possiamo essere certi. Sappiamo che è in montagna e che è raro. Queste sono le informazioni che ci ha lasciato di Sconzi. Però lui l'ha trovata, quindi è un animale che può stare nel nostro territorio. Il ritrovamento è avvenuto anche qui in montagna, possiamo dire, nel comune di Valbaretta, che bazzicava parecchio fino a qualche tempo fa, e dove abita Ruggero Rossi, che un giorno, andando nel giardino di casa, ha trovato un esemplare di maschio adulto. Questo è uno scorcio della Valbaretta. Qui si può vedere il paese di Campolongo, e qui al limitare del bosco è stato trovato curiosamente questo singolo esemplare. Lui mi ha chiamato, io ho detto può far bacco, ho chiamato Silvano, gli ho detto può far bacco, e quindi abbiamo deciso di comunicare questo ritrovamento. Ecco, perché la rosalia alpina è capitata lì? C'è una faggeta senescente? Nel senso che in Valbaretta la faggeta è un bosco tipicamente di alta quota e si ferma più o meno, presente sull'altipiano, e si ferma più o meno a questa altitudine.
attitudine, quindi non c'è una connessione diretta tra la faggeta e il luogo di ritrovamento. È anche vero che una faggeta non necessariamente senescente, questa che c'è, anche sono fusti abbastanza giovani, però qualche esemplare maturo ci può essere. Ci sono anche, devo dire, questo è uno schema, ci sono dei lembi di faggeta che si addentrano anche un po' giù verso la pianura. Quindi viene da questa faggeta è possibile anche che venga da qualche altra faggeta. L'esemplare è stato trovato in prossimità di una legnaia. Abbiamo guardato nella legnaia se ce n'erano altri, c'erano dei fori di uscita dell'esemplare, non ne abbiamo trovati, quindi il mistero non è completamente risolto. È possibile che venga da questa legnaia. Il legno verosimilmente viene dalla zona di Arsie, subito dopo a confine tra il Veneto e il Trentino, qualche chilometro più a nord. Quindi di fatto probabilmente è un esemplare della zona, quello che possiamo dire. E questo ci spinge a una riflessione puramente speculativa, perché abbiamo solo esemplare, di fatto non possiamo dire nulla di scientifico, però possiamo fare qualche riflessione. La riflessione è che effettivamente legno, e anche legno di faggio, in questi ultimi tempi ne gira parecchio. Sapete che ci sono stati eventi atmosferici abbastanza estremi in queste zone. Questa è una mappa dell'intensità dove il fenomeno Vaia ha colpito di più negli ultimi, quando si è verificato. Vedete qui il luogo del ritrovamento è qui, più o meno. E insomma il legname di tutta quest'area è stato coinvolto da una eradicazione e da dei trasporti per usi commerciali. Quindi la riflessione interessante è che questo animale così legato al legno può esserci effettivamente una popolazione in barbetta o può viaggiare con il legno. E la situazione particolare di Vaia ha creato una diffusione di legname che potrebbe promuovere in un certo senso la diffusione anche di questa specie così rara e così di difficile incontro. Una curiosità che non troverete nella pubblicazione, vi dico adesso, qualche tempo fa per curiosità ho detto dai vediamo, ho segnato l'articolo e tutto, vediamo com'è la situazione della rosaria nel Veneto. Ho guardato su iNaturalist, il sito di Citizen Science, dove ci sono segnalazioni fatte da chiunque. Cerco rosaria, ceramiche del Faggio nel Veneto e po' farbacco mi trovo un puntino rosso qua, piena pianura vicino a Venezia. Dico, Madonna, hanno trovato la rosaria a Venezia, questa è veramente una cosa incredibile. Qua di faggeta a Venezia, non so se voi ne conoscete, io sinceramente no. La fortuna di questo progetto di Citizen Science è che è possibile inserire anche delle note oltre alle località di ritrovamento. Andando a vedere le note di questo esemplare, guardate qui l'esemplare c'è, è lui indubbiamente, adulto fuoriuscito dal legno di faggio usato per il riscaldamento domestico. Anche questo è un caso, non sappiamo se è lo stesso caso nostro, però ci dà un'altra indicazione, insomma, questi insetti, questi animali, finora così rari, così difficili da trovare, vengono trovati con la legna che viaggia. Quindi questo apre degli scenari, a mio avviso, molto interessanti per questo insetto e anche per tutta quella fauna xilofaga legata al legname, quindi per dire che è una specie da tenere d'occhio. Insomma, probabilmente lo scenario che abbiamo visto, insomma, con quella mappina con qualche puntino rosso è destinato a cambiare e noi insomma diamo il primo contributo per la sua presenza in Veneto. Chiudo con un commento sulla foto di copertina, perché con Viviana ne abbiamo anche discusso parecchio. La foto di copertina, come avete visto dalla locandina, insomma, o che avrete modo di vedere, la foto di copertina non è perfetta. Se googlate Rosaria Alpina su internet, su Google, troverete delle foto molto belle, in alta risoluzione, di esemplari che stanno lì belli e si fanno fotografare. Non è questo il caso. La foto è imperfetta perché raffigura un esemplare con delle antenne sfocate, ad esempio, non è una posizione perfettamente stabile. Ecco, mi piace pensare che la foto sia imperfetta, ma abbia un contenuto in più, sia riuscita a catturare la vivacità di questo esemplare. È vero che noi entomologi abbiamo anche dei sistemi non troppo simpatici per fermare insetti, fargli delle belle foto.
Però questo è stato fotografato in una situazione naturale e nel pieno della sua vitalità. E insomma mi piace che questo sia stato raffigurato nella copertina di questo volume e che sia un'informazione in più. Insomma, era un maschietto che aveva voglia di girare. E vi faccio vedere qualche brevissimo secondo di filmato per farvi vedere quanto era vivace questo insetto. Ecco, questo è nel setting della foto e vedete che apre le tegmine, sta per spalancare le ali, io ero lì che sudavo freddo perché avevo il tubetto lì pronto per catturarlo, però vedete che era molto molto vivace. E questo ci dice che sì, magari arriva con i tronchi, però poi si sposta, vola, si muove, cammina, corre. E questo insomma ci dà delle informazioni molto interessanti su quello che potrà essere lo scenario entomologico dei prossimi anni nel DCT. Ringrazio, sono stato